Direttore, parliamo di questa convenzione con l'Orestiade di Gibellina. Qual è il legame tra il parco e la struttura? Ma è un legame che è fondato sul progetto culturale che sostiene questa convenzione che stiamo per realizzare, quindi il parco, quando ci è stato proposto di poter intervenire non solo economicamente ma culturalmente su uno spazio già rodato che funzionava per tanti anni all'interno del centro storico, e sapete quanto il parco in questi anni ha voluto legare con il centro storico, sia perché alcune delle luoghi della cultura sono già di competenza del parco, la parte greca del Santa Maria dei Greci, la biblioteca lucchesiana. Quindi quando una fondazione autorevole come la Fondazione Orestiade di Gibellina, 40 anni di fondazione legata all'arte moderna e alla cultura in genere, ci propone di fare questa attività, abbiamo ovviamente portato in consiglio, il Consiglio ha apprezzato questo tipo di convenzione, quindi legherà parco e Orestiade, questo luogo importante al centro storico. Le fabbriche chiaramontane riapriranno perché un evento culturale e un luogo culturale come quello va mantenuto, va sostenuto e va ampliata l'offerta culturale non solo per la città di Agrigento ma per tutti i visitatori che verranno da ora in poi. Quale sarà l'impegno economico del parco archeologico? Ma il parco è sostenuto per il primo anno per una convenzione che avrà una durata per ora di 5 anni, circa 60.000 euro, e realizzeremo delle mostre, e abbiamo già detto che la prima mostra che vedrà la luce sarà quella dedicata al pittore Fasulo, per cui già avevamo espresso un apprezzamento quando era in vita, ma non abbiamo avuto il tempo e il Covid ci ha un po' fermato di poterla fare, ma credo che sia il giusto tributo a un artista di questa terra che va ovviamente omaggiato nei tempi e nei luoghi giusti. Finalmente riaprono le fabbriche chiaramontane. Sì, chiuse credo dal 2017, dovremo fare dei piccoli lavori, non molti, ma io credo che nell'arco di qualche mese si potrà riaprire. Io intanto partirei da un primo concetto. La Fondazione Orestiade di Gibellina, che ha una storia quasi cinquantennale, sarà presente ad Agrigento, con la propria storia, con la tradizione, con le scelte culturali che ha fatto nel tempo e che sono consolidate. Viene ad Agrigento per portare un'offerta nel centro della città e lo fa insieme, in collaborazione con altre strutture e istituzioni culturali cittadine, a cominciare ovviamente prima delle istituzioni di quella amministrativa del comune di Agrigento, in particolare dell'ente parco, il cui direttore ha intravisto immediatamente il valore della nostra offerta e della presenza della Fondazione Orestiade. Quando ho immaginato di venire qui riutilizzando le ex officine che erano state sede di iniziative culturali per molti anni, non c'era ancora stata la scelta di Agrigento Città della Cultura. È arrivata immediatamente dopo, e avere incrociato questa eventualità è un ulteriore elemento che dà senso alla nostra presenza. Opereremo nel campo delle arti visive, del teatro, del cinema, della poesia e facendo delle cose che sono in linea con la nostra tradizione, ma anche che abbiano una loro originalità, partendo dalla valorizzazione delle presenze culturali ad Agrigento e aggiungendo anche esperienze nuove per arricchirle ed integrarle. Anche la Curia entra in questo progetto dell'Orestiade di Gibellina e del parco. In che modo? Sì, siamo veramente orgogliosi di questo accordo con la Fondazione e con una serie di iniziative che già il Museo Diocesano ha avviato, aprendo le porte all'arte contemporanea. Noi non abbiamo una collezione permanente, però abbiamo l'intenzione di rileggere la nostra arte storica
con nuove metodologie che si aprono al contemporaneo, con le nuove tecnologie, e nello stesso tempo far dialogare i nostri artisti contemporanei con i nostri spazi storici. Già l'abbiamo avviato con la mostra di Agnello, proseguiamo tra breve con la pubblicazione di un nuovo catalogo del Dasaro con una nuova veste editoriale che si apre al contemporaneo anche graficamente. Proseguiremo anche a settembre accogliendo un artista italiano, Alfonsi, un artista romano che esporrà delle bellissime icone di personaggi illustri del nostro spettacolo, riletti però in chiave storica, riprendendo quelle che sono le tecniche antiche della temperatura all'uovo e tante altre cose. Quindi cercare di unire la tradizione alla contemporaneità, questo è il progetto. L'accordo con le Orestiadi non può che avvalorare e dare proprio quegli elementi in più per portare avanti un progetto che andrà sempre crescendo.